Questo è un progetto, abbiamo detto, nazionale che viene ripercorso in tutte le stazioni balneari d'Italia. Oggi siamo qui in Veneto, siamo qui a Chioggia e voglio dire, mai come qui possiamo dire che il connubio funziona, perché se guardiamo i nostri prodotti, dai prodotti dell'agricoltura, dalla terra, a quelli ad esempio anche del mare, sono prodotti che oggi hanno fatto un po' la fortuna del nostro sistema agroalimentare, abbinato poi a tutta quella che è l'eccellenza turistica, che muove milioni di turisti, ma allo stesso tempo muove quasi il 10% del PIL nazionale, quindi come vedete è il connubio che dicevamo prima, è totalmente risaldato. È chiaro che tu devi lavorare su quelli che sono dei percorsi di eccellenza, devi rendere fruibili sia i territori balneari, ma allo stesso tempo devi implementare quelli che sono i nostri prodotti, devi dargli sostenibilità, devi renderli lì sicuri, e il turista questo ce lo sta chiedendo e lo sta anche premiando. Oggi noi parliamo sempre più di un turismo lento, di un turismo emozionale, no? Ognuno di noi va su un percorso di turismo per trovare e portarsi a casa qualcosa. Qui noi dobbiamo vincere la sfida, è lì che noi dobbiamo concentrarci e rendere sempre più un sistema integrato che dia soddisfazione sia al sistema turistico, ma allo stesso tempo anche al sistema di produzione agricola.